Ciao amici di Archiosarrabus, oggi siamo ovviamente con Fabio e per l'occasione anche con Marco. Siamo in territorio di Castiadas, stiamo andando a visitare il nuraghe Sammurta, una bellissima sorpresa. Come ogni cosa bella va sudata e faticata, anche in questo caso abbiamo un bellissimo tagliafuoco con pendenza 120% da salire. Sarà la nostra penitenza, ma sono sicuro che poi il premio sarà molto soddisfacente. Allora, mi piacerebbe dirvi che siamo arrivati, ma non è così, perché dobbiamo arrivare in quella cima là sopra. Siamo già in moto di Aici, però ecco, ci sta una bella panoramica, Marco, per far vedere il bellissimo paesaggio. Tra l'altro lì si vede Punta Amadao con i suoi bellissimi siti, nuraghe Vispisa, vabbè adesso noi li conosciamo quindi sappiamo individuarli. L'altro nuraghe qua sopra, poi Marco tanto ce li inserirà nel video. Qua sopra ce ne sono altri due, qua c'è Meur. Passando da quel tagliafuoco si va dietro, non si vede Meur, poi ce ne dovrebbe essere un altro che sarebbe il Piras, però poi li individueremo. Laggiù c'è qui Livaliu. Esatto, quello è molto importante, veramente bello, interessante. E poi abbiamo anche il nuovo gioco da parte di Fabio. Si vede lì il nuraghe, cosa vedi? Ah sì, qualche pietra già si vede. Ok. Sì. Siamo certi che dobbiamo arrivare lì. Il microfonista? Ok. Sono conci belli grandi. Guarda che grande. Non Ok. l'abbiamo ancora visto, cioè non siamo ancora saliti, oggi è la prima volta. È la prima volta che lo vediamo dal vivo, come di consuetudine. Noi quando facciamo il video, proprio nel momento in cui lo scopriamo anche noi insieme a voi, per poter trasmettervi anche l'emozione che noi proviamo nel fare questo lavoro. E quindi direi che potremmo proseguire con il nostro viaggio. Eccoci arrivati qua al valico, È stata una bella salita. ma ancora ce ne manca un po'. Intanto stiamo seguendo, per gli amici da casa, stiamo seguendo il tagliafuoco che continua qua, quindi la strada è comunque agevole, anche se diciamo che ci sono degli strappi belli consistenti, delle belle salite impegnative, ma non sono lunghissime, quindi fattibilissime, e proseguiamo verso la nostra meta. Sì, esattamente là. Diciamo che siamo a buon punto, dai. Cavolo, che spettacolo, però davvero. Più saliamo e più lo spettacolo è meraviglioso, guardate. Ok, finito il tagliafuoco, adesso ci infiliamo, ecco, saltiamo questa recinzione qua schiacciata e prendiamo questo sentierino in mezzo al Sumudregu. Vediamo un po' se ci porta, dovrebbe portarci fino al nuraghe. Lo scopriremo solo viaggiando. Ci stiamo inesorabilmente avvicinando al sito, infatti cominciano già a trovarsi dei grumi di argilla, dei pezzi di argilla. Mi infilerò qua nel folto. Vedete qua, appunto, questa pietra accumulata qui, che magari potrebbe essere anche la pietra di crollo del sito. Ed ecco qua, aspetta che abbasso un po', questi grumi di argilla belli, molto belli.
Sì, a questo punto proviamo a passare da qua direttamente. Sotto e sopra, quindi per farcela solo un po' più difficile. Ancora. Sì, queste pietre qua sono particolari, sono curiose più che particolari. Probabilmente poteva esserci magari un insediamento intorno al nuraghe, o magari un riutilizzo. Perché parlo di antropizzazione? Perché parlo di probabilmente un insediamento? Perché ci sono degli elementi che ci fanno capire, adesso ve li facciamo vedere nel dettaglio. Eccoli qua, questi pezzi di ceramiche che praticamente sono sparse qua in tutto questo mucchio di pietre, quindi probabilmente, anzi con molta più probabilità, qua intorno c'era vita umana. Mazza, sembra un po', sì, guarda Sì. come è fatto. Guardate, Fabio, Gordo de Verda c'è da gara. Guardate che bella questa pietra tondeggiante, liscia, sembra quasi, cosa ne so, un pestello. Eccolo qua, siamo già comunque sulle mura, sul crollo, ma si vedono delle tracce di strutture, quindi probabilmente tutta la parte esterna del nuraghe. Eccomi. Ben arrivato. Ah, e qua c'è la torre centrale, questa è molto Che dici? bene. Gira la telecamera. Ma direi che si può fare. Questa è sicuramente la torre, qui si vede un pezzo di muro qua, poi c'è questo, ecco, noi stavamo camminando sul proseguo di questa struttura esterna, che deve essere tipo un rifascio, un bastione, perché prosegue, diciamo che rifascia tutta la torre centrale, e sono curioso di capire se poi prosegue anche. Ah, ecco qua. Ah, qua si vede vedi che c'è sembra la stanza della torre centrale, se ne vede un pezzo là sotto, adesso è tutto pieno di materiali di crollo, però è possibile leggere qua, vedete che c'era un corridoio da qualche parte, perché qua sembra che questa pietra, forse, però intanto vado a vedere, perché qui, ripeto, come nell'altro c'è questo doppio paramento murario che adesso non capisco se magari sono i due paramenti dello stesso muro, oppure magari fossero due paramenti separati e magari in mezzo ci passava un corridoio, perché è completamente coperto di pietre. Però qua sembra quasi che ci fosse mission. Ah, cazzo! Qui c'era l'ingresso, eccolo qua. Allora, intanto guardate qua, questo si vede che qui c'era l'ingresso, ecco qua, una parete del corridoio di accesso. Qua probabilmente queste pietre che ci sono qua sotto sono delle piattabande, e eccolo là, l'ingresso alla torre. Ne è rimasto un pezzo disposto verso sud-est, vedete lì c'è tutta la piana che vi abbiamo descritto prima, e quindi probabilmente questo era tutto un muro. Però una curiosità, allora, a questo punto mi sorge, Fabio e Marco, di solito i vani della scala sono, perché se tu noti qua adesso sembra quasi che ci fosse, che il muro andasse verso lì, quindi è probabile che ci fosse tipo un vano, no? Che magari poteva essere una nicchia, poteva essere il vano delle scale, perché di solito sono a sinistra dell'ingresso, e da questa parte sembra quasi che il muro sia invece nel lato destro, sia continuo, che non ci sia, poi si deve vedere anche là sotto, perché i due muri qui sono molto separati, questi due muri qua, e soprattutto quel lato lì, il lato alla mia sinistra, che è diciamo il paramento della torre centrale, sembra rifinito. Quindi come se magari ci fosse un vano qua in mezzo, un corridoio, chissà. Noi ovviamente stiamo fantasticando, però
Ecco, cerchiamo di descrivere un po' quello che vediamo. Qua sto andando verso il lato nord, un sacco di materiale di crollo anche da questa parte. Anche qui le pietre sono questa pietra granitoide, i massi utilizzati sono di medie dimensioni, ne abbiamo visto di più, ce ne sono anche grandi, ma diciamo la maggior parte sono di medie dimensioni, poco lavorate, a parte qualche dettaglio di rifinitura. Io continuo ad avventurarmi qua perché qui, come vedete, continua questo muro di rifascio della torre centrale. È difficile che fare riprese un po' più approfondite perché comunque è pieno di vegetazione e non ce la faccio ad allargarmi. Qui un altro pietrone caduto da sopra sicuramente. Ecco, allora sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filari più o meno. Lì c'è il sole, mi dispiace, dopo finisco il giro. Qua vedete continua questo muro che rifascia completamente la struttura centrale, un raga complesso. Da quello che abbiamo visto giù può darsi che ci fossero anche, non so, un mini insediamento o comunque qualche struttura adiacente. Ecco qua, da qui ne parte un altro, probabilmente era un'altra, no, però è strano perché qui c'è la torre centrale, guardate qua. E poi questo muro che arriva da qua, sembra quasi che giri, che entra, e poi ne parte un altro che continua verso sud, come se fosse stato fatto in due momenti diversi. Ecco qua, adesso faccio vedere anche con Marco così si capisce anche la dimensione del muro. Sì, lo stavo dicendo, come se si chiudesse lì quella parte, quel semicerchio, e qui ne parte un altro che comunque rifascia la torre centrale e torna lì dove abbiamo visto quell'ingresso. È strano, è particolare. Poi magari adesso con il drone riusciremo anche ad avere un'idea un po' più precisa, ecco. Proseguo, come stavo dicendo, siamo nel lato ovest. Allora, intanto qua sotto, guardate, qui si vede che c'è un muro fatto con delle pietre più piccole, quindi probabilmente riferibili a delle abitazioni magari costruite a ridosso del sito principale. Proseguono qua, poi è un'ipotesi azzardata, nel senso che potrebbe essere anche un riutilizzo in epoca successiva, come abbiamo già visto da altre parti. Continua qua sotto il muro un altro, eccolo qua, come se, ecco, girasse qua in cerchio, andasse verso lì. Allora, guardate qua, perché poi uno dice magari è un muro di recinzione, no? di editto, però sono segmenti di muri irregolari. Anche vedete, anche quello lì è un andamento, non è dritto. Sì, questo tra l'altro è anche un muro grosso, guarda che bello che è. Chissà veramente cosa c'è da qua. Un sito che merita sicuramente degli approfondimenti, vero Marco? Assolutamente. Da Google Earth, controllate su Google Earth, vedrete la dimensione, è grande come insediamento. Quante volte ti ho chiesto di venire a farti la gita qua, Martino? Infinite volte, io ne approfittavo sempre del fatto che lui comunque da Roma non poteva costringermi, ma adesso che è venuto ci troviamo qua finalmente, grazie. Eccoci, siamo passati il lato nord, così non dimentichiamo nulla, non lasciamo nulla al caso. In questo lato è presente una gigantesca quantità di questi grumi di argilla. C'è proprio una facciata dove, e poi ogni tanto si trova anche, vedete, questa ceramica, questa terracotta lavorata, quindi molto sottile. Chissà, lasciamo alla vostra libera interpretazione capire cosa potesse essere. Il sito è stato una piacevolissima scoperta per noi, non per Marco che praticamente ci ha stalkerato per mesi
affinché salissimo qua a fare questo video da Nuraghe, Samurta a Castiadas. È tutto, mi raccomando, come sempre seguiteci sui social, Facebook, Instagram, TikTok, su Twitch. Fra un po' riprenderemo anche con le dirette delle 21, del giovedì alle 21, YouTube ovviamente, dove caricheremo questi video. Alla prossima e buone feste a tutti, anche se le feste sono già passate. Buone feste in ritardo. Ciao ciao.